migliore. I lavori davanti al Vega, nei previsti 3 anni di cantieri, nuove rotonde e gallerie con la demolizione di 2 rampe per ricongiungere Mestre con la sua zona industriale. Di questo governo non condivido quasi nulla, ecco perché me ne sono andato. A dirlo l'ex ministro Carlo Calenda è venuto a trovarci nella nostra sede di Venezia. Individuati i responsabili del pestaggio avvenuto sabato notte in piazzetta Olivia Mestre, fondamentali i filmati delle telecamere e le testimonianze dei passanti. No ad azioni di bullismo nei pulmini dello scuolabus, pena la sospensione del servizio anche per 1 anno con daspo per i bulli, la scelta del sindaco di Camponogara. Retribuzioni mascherate in busta paga da indennità di trasferta, quasi 600 lavoratori irregolari coinvolti nell'operazione diverse province venete, la scoperta della Guardia di Finanza di Gorizia. È la barriera sommersa a protezione delle isole della Laguna Veneta, anche in ricordo del caro estinto, oggi all'isola di Fisolo la posa dei primi 3 elementi. Da Alessio Boni a Igor Sibaldi, passando per Alan Friedman, Morgan, Francesco Moser, Sara Simeoni e molti altri, all'M9 grande attesa per la 4 giorni del Festival delle Idee. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Questi i titoli, ma con la cronaca andiamo al di fuori dei confini veneti, in Friuli Venezia Giulia, per quanto accaduto nel pomeriggio intorno alle 17 in questura a Trieste. La sparatoria nella quale 2 poliziotti sono rimasti uccisi da 2 rapinatori che avevano arrestato. Secondo una prima ricostruzione 2 uomini erano stati condotti in questura per degli accertamenti. Uno dei 2, dopo aver chiesto di andare in bagno, avrebbe aggredito un agente ingaggiando una colluttazione con lui e sarebbe riuscito ad impossessarsi della pistola con la quale ha esploso dei colpi. L'uomo che ha sparato è stato arrestato, l'altro ha tentato di fuggire ma è stato bloccato. I 2 erano i presunti responsabili di una rapina avvenuta questa mattina. Ma allora vediamo e soprattutto sentiamo nel video girato da un passante pochi minuti dopo la sparatoria il dramma vissuto a Trieste davanti alla questura. Gli hanno sparato. Davvero? Guarda. Ma non è che guardo, ti credo. Sì. Immagini davvero drammatiche, in fondo si intravedeva il corpo della gente a terra, tutti intorno i colleghi che, come avete sentito, con l'angoscia nella voce cercavano di chiedere aiuto e di chiamare i soccorsi. Purtroppo, come detto, 2 agenti hanno perso la vita, un terzo sarebbe ferito. Torniamo con le notizie nel veneziano, a partire dalla nuova viabilità che garantirà un accesso più fluido alla macroisola, prima zona industriale di Porto Marghera. Il traffico che congestiona Mestre e Venezia diventerà un ricordo, parola del sindaco Brugnaro, che ha annunciato l'avvio dei cantieri nell'area compresa tra il Vega, Via Torino, Forte Marghera e San Giuliano, cui si accompagnerà anche il futuro allargamento della stazione ferroviaria di Porto Marghera. Un investimento importantissimo fatto e preso da tanti finanziamenti che abbiamo, sono 85 milioni di lavori pubblici. Immagino che poi a questi seguiranno moltiplicatori importanti di investimenti privati, perché è chiaro che più rendi bella la città, più attrae investimenti, e sta succedendo proprio questo. L'intervento prevede in particolare la demolizione di entrambe le rampe esistenti da e per via Torino, il transito dei veicoli sulla regionale 11 a 2+2 corsie in viadotto al di sopra della nuova rotatoria di collegamento alla zona industriale di Porto Marghera, la realizzazione poi di una seconda rotatoria sopraelevata con la creazione di una rampa di discesa per il collegamento diretto con Venezia, la realizzazione di una rampa a doppio senso di marcia per il collegamento tra le 2 rotatorie, durata dei lavori stimata
durata 875 giorni. L'intervento infrastrutturale davanti al Vega è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico grazie all'accordo di programma per la riconversione industriale complessa di Porto Marghera, sottoscritto nel 2015 con Comune, Regione e Autorità Portuale. Questa accessibilità del Vega dà la possibilità di poter accedere a quest'area in maniera sicura, funzionale, perché prima era tagliata di fatto una linea ferroviaria, per cui questo lavoro consente di entrare e uscire nell'area sempre. Un'area che è di abbandono industriale, ma dove arriva il canale nord, il lato nord, esattamente dove noi abbiamo proposto, il Comitato aveva proposto di far arrivare le grandi navi, dove escono le navi della Fincantieri. Questa cosa darebbe un grande impulso anche agli investimenti privati, perché evidentemente andrebbe fatto comunque un pezzo di terminal, l'altro l'abbiamo già al tronchetto, non serve toccarlo, però anche qui avremo una serie di possibilità per poter accedere alle grandi navi ulteriormente su aree che sono di declino industriale, di assoluto abbandono per chi conosce. I cantieri avranno più fasi. Nella prima la viabilità rimarrà inalterata e sarà imposto un limite di velocità di 50 km/h. In seguito si demoliranno le rampe del cavalcavia di Via Torino e si realizzeranno i piedritti della nuova galleria sul lato della stazione di Porto Marghera. Per garantire i lavori sarà istituita una corsia dinamica temporanea che dalle 16 alle 20 ridurrà il traffico in direzione Mestre a una sola corsia in corrispondenza del cantiere. La politica di questo governo non condivido quasi nulla, ecco perché me ne sono andato a dirlo ai nostri microfoni l'ex ministro Carlo Calenda. Questo governo ha molte lacune, ne ha convinto l'ex ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, che ha deciso di lasciare il PD proprio quando c'è stata l'alleanza con i 5 Stelle. Io agli elettori, anche qui in Veneto, avevo detto, insieme a tanti altri per la verità nel PD, mai con i 5 Stelle, perché i 5 Stelle hanno valori completamente diversi dai miei, sono contro la crescita, sono contro le infrastrutture, sono contro la scienza e dunque per me tener fede alla parola data agli elettori è fondamentale. Secondo Calenda questo governo non farà molta strada. Molto confuso, in realtà è un governo dove la guida dei 5 Stelle appare molto netta, anche perché c'è un Presidente del Consiglio che è lo stesso dell'altra volta. Questo è uno dei pochi casi nella storia in cui tu hai un governo che si dice nato per la discontinuità, ma il Presidente del Consiglio è lo stesso e dovrebbe essere discontinuo rispetto a se stesso. E poi è un governo molto confuso, ha confermato tutti i provvedimenti del precedente governo, sta ancora baloccandosi con l'idea di nazionalizzare l'Italia, che vuol dire buttare altri miliardi, ne abbiamo già spesi 10, è un governo di cui non condivido quasi nulla. Ecco perché ha deciso di correre da solo. La politica italiana è fatta molto di promesse e poco del foglio del come, forse perché nessuno ha mai lavorato fuori dal mondo della politica. Ecco, la mia idea è costruire una forza politica che abbia questo al suo centro, spiegare come si fanno le cose, dove si trovano i soldi, in che modo le fai funzionare, perché altrimenti sono tutte chiacchiere. Quello che sto cercando di fare è mobilitare l'Italia seria e non prendere un pezzo di parlamentari di qua e di là, perché sennò cambiano le sigle ma le persone sono sempre le stesse. Calenda esprime parere positivo sull'autonomia del Veneto, anche se con qualche appunto. Io sono favorevole con delle differenze rispetto a Zaia, non sono favorevole sulla scuola per esempio, penso che la scuola debba essere uguale dappertutto. Sono favorevole all'autonomia secondo un principio di buonsenso, se le persone che governano bene, esattamente come facciamo con un figlio o un collaboratore, è giusto dargli più delega, però bisogna anche levare delega a chi governa male. Per esempio la Calabria oggi ha la sanità che è completamente fuori controllo, non la può più gestire da solo. La cronaca, la polizia locale ha chiuso il cerchio intorno al violento pestaggio in piazzetta Olivia Mestre sabato. Gli uomini del servizio sicurezza urbana diretti dal commissario Gianni Franzoi hanno individuato gli aggressori che sabato notte hanno pestato 2 ragazzi in piazzetta Olivia Mestre. Gli agenti sono risaliti agli aggressori grazie a testimonianze, alla visione di vari filmati e alla conoscenza delle persone che frequentano la zona. Le vittime sono un 25enne pakistano che sarebbe intervenuto in soccorso dell'afgano di 26 anni che ha rimediato una prognosi di 10 giorni. Ancora sconosciuti i motivi di questo gesto violento. Nel video, girato da qualcuno con il cellulare, si sente gridare "basta, basta" e si vedono calci e pugni a una delle vittime. Poi una ragazza ferma a guardare in piedi su una panchina.
Daspo per studenti maleducati o anche solo indisciplinati. Accade a Camponogara, dove il comune ha deciso di adottare la linea dura a scopo preventivo. Studenti bulli puniti con Daspo, ovvero con la sospensione da 3 giorni fino anche a tutto l'anno scolastico dello scuolabus. Accade a Camponogara, dove il comune ha deciso di adottare la linea dura contro studenti maleducati e violenti. Di qualche giorno in seguito ad una prima segnalazione, oppure la sospensione dell'intero servizio per tutto l'anno scolastico nei casi più gravi. Il Daspo è previsto anche nei casi di studenti indisciplinati. I comportamenti sono anche semplicemente il non star seduti all'interno del mezzo, perché è fondamentale per la sicurezza di tutti, così come non avere rispetto degli altri e delle cose e del mezzo stesso. Da ricordare che il servizio scuolabus a Camponogara costa 170.000 euro all'anno, cifra per 2/3 sostenuta dal comune, per la parte restante dalle famiglie dei 300 studenti che ogni mattina usufruiscono dello scuolabus. Quindi noi, se dovessero succedere dei casi non di bullismo, ma anche semplicemente dei casi un po' dettati dal fatto che tanti ragazzi sono un po' più vivaci dagli altri, abbiamo il dovere di intervenire, perché questo può mettere a repentaglio anche la salute dei ragazzi stessi. Metta caso che qualcuno scherza, si alza dal posto e durante il tragitto l'autista deve fare magari delle fermate brusche, può causare che qualcuno si faccia male. Studenti e famiglie sono avvisati della serie: a Camponogara la buona educazione, se non la si ha, la si impara anche forzatamente, così come previsto dal regolamento comunale. I genitori e le famiglie devono fare la loro parte, le pubbliche istituzioni anche. Retribuzioni mascherate in busta paga da indennità di trasferta. La Guardia di Finanza di Gorizia scopre 579 lavoratori irregolari, coinvolte nell'operazione diverse province venete, tra cui quella del Veneziano. Operazione Overtime. La Guardia di Finanza di Gorizia ha concluso la terza fase dell'indagine finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d'imposta. Le Fiamme Gialle hanno scoperto 579 operai specializzati di nazionalità rumena, polacca, bosniaca e croata assunti irregolarmente, ai quali tra il 2014 e il 2018 parte delle retribuzioni erano state camuffate in busta paga sotto la voce di indennità di trasferta Italia non imponibile ai fini fiscali e contributivi nella misura di 15 euro giornalieri per circa 200 euro mensili. Complessivamente i compensi sottratti a tassazione IRPEF sono stati quantificati in 873.000 euro, con conseguenti ritenute non operate e non versate nelle casse dello Stato per 235.000 euro. I lavoratori irregolari risultavano assunti da una SRL con sede legale in Croazia, ma stabile organizzazione in provincia di Gorizia, amministrata da un soggetto di nazionalità croata che si occupava di lavori di carpenteria pesante e di edilizia in subappalto. Svolto poi presso varie aziende che erano ubicate nelle province di Gorizia, di Pordenone, di Udine, di Treviso, di Venezia, di Firenze. Le Fiamme Gialle hanno appurato che alcuni operai erano stati impiegati in cantieri di Caorle e San Stino di Livenza nel Veneziano, nel Moglianese invece per la provincia di Treviso. L'esame dei contratti di subappalto stipulati dall'azienda e delle dichiarazioni rese dagli operai durante gli accessi eseguiti dalle Fiamme Gialle e dagli ispettori INPS, insieme all'analisi della documentazione contabile acquisita nel corso delle indagini, hanno consentito di scoprire che i lavoratori non si spostavano mai dalle abituali sedi di lavoro e che dunque nessuna indennità di trasferta doveva essere loro riconosciuta, da cui la Guardia di Finanza è arrivata a scoprire l'evasione fiscale e contributiva. Gli strumenti, se utilizzati correttamente, se utilizzati così come sono disciplinati dalla legge, non comportano problemi. È logico che l'uso distorto naturalmente porta a dei fenomeni di evasione, come è stato scoperto. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Un gesto di addio a tutela dell'ambiente si chiama Venice Memorial Reef. Sentiamo di che cosa si tratta.
è la barriera sommersa a protezione delle isole della Laguna Veneta, la posa dei primi 3 elementi, peraltro anche molto suggestivi, nelle acque antistanti l'isola di Fisalo, nella laguna centrale di Venezia. Abbiamo concordato col provveditorato un monitoraggio continuo su questo progetto con cadenza semestrale perlomeno, quindi noi daremo modo anche alle persone che hanno posizionato questi moduli, li faremo vedere come crescerà la vita intorno al modulo. Il progetto si chiama Venice Memorial Reef. Diverse le sue funzioni, nasce per consentire a chiunque di dare un piccolo contributo alla salvaguardia dell'ecosistema sommerso, che diventa al contempo anche monumento in ricordo delle persone care. Il modo di celebrarlo così è vivere il lutto non come una cosa che si vive al momento in maniera intensa e poi magari lasciato a parte, dandogli una dimensione a parte, ma è un qualcosa che nel pensarlo ha comunque una continuazione. Un italiano e 2 americani, le prime persone che sono state ricordate così, con la posa delle targhe riportanti i rispettivi nomi. Si tratta del trevigiano Michele Pagos e degli statunitensi John Krugel e Harry Daly McCann. La breve cerimonia di saluto delle scorse ore alla presenza dei familiari delle 3 persone scomparse. È un'emozione vedere finalmente la prima posa del Venice Memorial Reef. Speriamo che questo sia solo il primo passo per proseguire nella realizzazione di un'iniziativa tanto importante per tutti noi e per la tutela della città di Venezia. Dopo il maltempo di giovedì mattina con le piogge intense scende in campo il presidente della municipalità di Lido e Pellestrina, Danny Carella, che chiede a Veritas e al comune maggior attenzione nell'ordinaria manutenzione. Se il buongiorno si vede dal mattino, bisogna dire che l'inizio non è stato dei più promettenti. La pioggia abbondante, caduta nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, ha fatto risvegliare il Lido di Venezia giovedì mattina ancora una volta sotto acqua. Per fortuna nessun danno grave, ma strade simili a torrenti e anche le fogne che, in alcune strade limitrofe del lungomare, hanno pericolosamente tracimato. Le prime piogge della stagione non hanno fatto altro che mettere in evidenza quelle che sono le carenze storiche del nostro territorio, sia a Lido che a Pellestrina. In particolare va fatto un controllo generalizzato ma capillare per quanto riguarda sicuramente gli scarichi dell'acqua piovana. Chiesta attenzione e controllo soprattutto sul verde pubblico. In particolar modo nelle zone più ricche di verde pubblico, dove magari le caditoie possono intadarsi, dove comunque gli alberi rappresentano a volte con la caduta delle foglie stesse un problema per quanto riguarda la gestione dei flussi di pioggia. Secondo Carella servono azioni immediate. E per evitare che poi si arrivi alla stagione di novembre e dicembre in cui ghiaccio, pioggia, nebbia, insomma condizioni meteorologiche avverse possano creare problemi seri alla sicurezza dei cittadini e alla circolazione, è bene intervenire subito per evitare appunto l'aggravarsi o farsi trovare impreparati poi al momento specifico dell'emergenza meteorologica. Migliaia di richieste, soprattutto da parte di giovani, per partecipare al Festival delle Idee, che alla sua prima edizione sta già catturando un enorme interesse. Sono già 4.000 le prenotazioni per il Festival delle Idee, in programma dal 24 al 27 ottobre all'M9. 27 eventi in 4 giornate con protagonisti di rilievo, da Alessio Boni a Filippo Daverio, Pupi Avati, Mauro Corona e molti altri. E la richiesta da parte dei giovani è elevatissima, a dimostrazione che c'è voglia di cultura. Per noi è stato, come dire, una sorta di amore a prima vista che attraverso le idee del Novecento vuole parlare alle giovani e nuove generazioni. La Regione ha intercettato una forte richiesta di proposte culturali sostenendo questo progetto. Un bellissimo progetto sostenuto dalla giunta regionale che porterà a Mestre tantissimi giovani, oltre 5-6 mila giovani in pochi giorni, per un evento veramente di livello, che ha l'obiettivo ovviamente di promuovere anche poi le iniziative dell'M9, ma di dare spazio a idee, a giovani, a circolarità, a rete di progetti culturali, innovativi, quindi un bellissimo progetto. Ecco, c'è bisogno di idee nuove, soprattutto per le nuove generazioni? Ma secondo me le idee nuove ci sono in realtà, forse si deve riuscire a mettere appunto in rete, a dargli uno spazio come
come questa manifestazione ha intenzione di fare. Gli ospiti racconteranno attraverso la loro voce le visioni e le grandi idee del Novecento che hanno determinato le ispirazioni e le contaminazioni del presente. Non saranno conferenze ma vere e proprie conversazioni. Tutti i secoli hanno le loro idee, queste idee ci sono anche oggi, solo che le idee di oggi derivano moltissimo da quelle del Novecento, non c'è una cesura, c'è uno sviluppo, siamo ancora legati a questo secolo che dicono fosse il secolo breve ma in realtà è un secolo lunghissimo che ancora non finisce per molti aspetti. Per l'occasione il museo resterà aperto fino alle 23 con la possibilità di effettuare visite e avere dei prezzi agevolati. È tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Giornata di sole sul nostro territorio, il weekend tutto sommato sarà in prevalenza con tempo buono, ma vediamo insieme il dettaglio di sabato 5 ottobre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo, vedete, con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature stazionarie minime tra i 7 e i 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 17 e 20 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia con tanto sole dappertutto, dunque un sabato di bel tempo sulla nostra regione. Temperature sostanzialmente invariate, minime tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra i 18 e i 19 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove avremo locali acquazzoni sui settori di confine e sarà invece più asciutto e anche maggiormente soleggiato altrove. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime tra 20 e 21 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.